Non c'è nave che possa più di un libro. È una raccolta di versi di Emily Dickinson, illustrata da Brunella Baldi. Questo libro lo potete trovare nella bibliografia della Maratona di lettura Il Veneto Legge 2020, nella sezione Desideri e Identità. A volte la poesia ci spaventa, semplicemente perché non siamo abituati a leggere poesia. Ciò che frequentiamo abitualmente non ci spaventa. Ecco, questo libro è un buon inizio per i ragazzi di avvicinarsi alla poesia. Le cortesie più piccole, un fiore o un libro, piantano sorrisi come semi che germogliano nel buio. Buona lettura da Margherita Stevanato.